Possiamo chiamarla incertezza da Omicron. Quel che è certo però è che in Italia l'impennata di contagi sta moltiplicando le disdette per i cenoni di Capodanno. E in questo clima di insicurezza sono tanti a Vicenza e provincia i ristoratori che hanno deciso di chiudere il locale per il veglione il 31 dicembre. Sarò chiuso perché le poche adesioni già precedenti alle ultime normative erano già scarse, poi molte disdette negli ultimi giorni, quindi avrei avuto poche persone confermate, quindi 8, 10, 12 persone confermate e il mio pensiero è quello che mi conviene tenere chiuso e non ne vale la pena neanche aprire. C'è poca informazione nell'uscita sicura e quindi anche la gente è poco invogliata ad uscire. Le ultime regole sono uscite veramente poche ore prima di quello che doveva essere il clima natalizio, il clima di festività e molto confuse. C'è molta disinformazione e quindi la gente nell'incertezza rimane a casa. Al ristorante quest'anno no, nemmeno l'anno scorso, con tanti amici ma non ristorante. Niente, non farò niente, di sicuro niente. Neanche io, starò a casa. Niente ristorante per noi, sarà per l'anno prossimo. Cosa farà a Capodanno? Starà a casa o al ristorante? Sarò a casa con mia moglie e col mio cane. Tutti a casa, una doccia fredda per i ristoratori che all'inizio di dicembre avevano previsto un boom di prenotazioni per le festività, ma c'è anche chi resiste attuando nuove strategie, incrociando le dita. Noi qui in città abbiamo fatto una scelta diversa, quest'anno lavoriamo fino alle 7 di sera, poi teniamo chiuso e visto che non abbiamo eventi in piazza, è un capodanno un po' sottotono, preferiamo concentrarci sull'altro locale che abbiamo in collina, dove abbiamo un buon riscontro al momento, sperando sempre nelle ultime 24 ore di non avere disdette e quant'altro visto il Natale.